Quinta corsa, premio Dammi solo un minuto. È riservata a cavalli di 3 anni non vincitori di 9.000 euro in carriera, sono in 10 dopo il ritiro di Baia del Sol, VGL. Quindi andiamo a leggere lo schieramento. 1 Beatrice San, Vincenzo Piscoglio, 2 Beatles Spritz, Andrea Farolfi, 3 Blackfire Horse, Loris Farolfi, 4 Brufenoil, Emanuele Ossani, 5 Boom Boom Jet, Marco Stefani, 6 Brunita Caff, Lorenzo Baldi. Questa è la prima fila. Seconda fila 7 Back on Top, Roberto Vecchione, 8 Briscola Matley, Maurizio Cheli, 9 Brian Thor, Alessandro Muretti, 11 Boy Chuck, SM, Alessandro Gocciadoro. Stacco della macchina, veloce dall'esterno Brunita Caff, cerca lo sfondamento. Sono partiti forti anche Beatrice San e Blackfire Horse, Loris Farolfi cerca di superare il numero 1 ma si getta di galoppo sulla curva. Numero e 3 Blackfire Horse squalificato. Che va a chiedere strada a Beatrice San. Numero 2 Beatles Spritz squalificato. Vincenzo Piscoglio cede il comando molto volentieri alla figlia di Explacaf e quindi si mantiene seconda davanti a Back on Top, filtrato bene dalla seconda fila. Poi vediamo Briscola Matley quarto, mentre di fuori scoperto Boy, Chuck, SM. Brunita Caff passa in 29,4 i primi 400 metri. Mantiene ritmo sollecito, cerca di riavvicinarsi Beatrice San che ha ancora una lunghezza, poi Back on Top affiancato da Boy, Chuck, SM. Poi Briscola Matley, quarta la corda, 45,3 i primi 600 metri, passaggio davanti alle tribune, sempre salda al comando Brunita Caff davanti a Beatrice San, poi Back on Top, Briscola Matley in coda a Brufenoil, mentre il treno esterno è composto da Boy Chuck SM, Brian Thor e poi Boom Boom Jet. Il giro è andato via in 1 minuto e 4 decimi e Brunita Caff continua a ritmo veramente notevole. La leva di Lorenzo Baldi arriva al chilometro in 1,15,2. Si fa un po' complicata per i Boy Chuck SM che è sempre all'esterno scoperto, ma nonostante questo l'allievo di Gocciadoro si avvicina molto minaccioso, affianca Beatrice Sana e ora va direttamente a contatto della battistrada. Avanza anche Brian Thor, retta di là percorso in 15 secco, ma ora Brunita Caff allunga nuovamente. Sembra avere ancora energie, l'allieva di Lorenzo Baldi si avvicina a Beatrice San, sempre affiancata da Boy Chuck SM che ha perso un po' di speed, ultima curva passata in 15, Brunita Caff che tenta la fuga, cerca di riattrezzarsi Boy Chuck, Briscola Matley squalificato. San che si lancia di dentro, ultimi 50 metri, ma Brunita Caff viene a vincere anche bene su Beatrice San al terzo Boy Chuck SM. Mentre al largo è Back on Top e di dentro Brian Thor per il quarto posto. Bella vittoria in corsa di testa per Brunita Caff, 1,14,8 la media al chilometro per questa figlia di Exploit Caff e Fantastica Star, allieva di Lorenzo Baldi, che la guida e allena questa allieva della scuderia Super Fantastica che viene a vincere molto bene la quinta dall'Arcoveggio.